Matteotti ha denunciato l'assassinio di un candidato socialista, l'onorevole Piccinini, la mancata garanzia della segretezza del voto, i casi di elettori accompagnati in cabina dai fascisti, le intimidazioni a diversi candidati, l'impossibilità per gli oppositori di presentare le liste e di svolgere la propaganda. Noi deploriamo, così ha concluso Matteotti, che si voglia dimostrare che solo il nostro popolo nel mondo non sa reggersi da sé e deve essere governato con la forza. Alle 16:30 del 10 giugno, 10 giorni dopo il suo discorso alla Camera, l'onorevole Matteotti viene aggredito sul lungotevere Arnaldo da Brescia mentre si reca a Montecitorio. È colpito alla testa e trascinato in una macchina che parte verso la periferia della città in direzione di Ponte Milvio. Gli aggressori sono Amerigo Domini, Albino Volpi, Augusto Malacria, Amleto Poveromo, Giuseppe Viola, tutti della Ceca. Qualcuno vedrà lungo la via Flaminia, ferma a un passaggio a livello, l'auto degli aggressori. Un passante riconoscerà all'interno un uomo riverso, Matteotti già morto.